Ed eccoci qua amici telespettatori, si ritorna naturalmente nella bella rubrica del Cerco Amici. Oggi vi voglio presentare un ragazzo, di dove sei? Africano? Sì, africano io. Esattamente di dove? Nigeriano così. Esatto, africano, nigeriano che è in cerca costantemente di amici, cerca amici. Si chiama Mac. Mac, quanti anni c'hai? Io 24 anni. 24 anni, giovanissimo. E proprio quanto tempo è che sei qui a Trapani? Io sto a Trapani qua 4 anni fa. Da 4 anni. Da 4 anni sei qua a Trapani? 2010. Sì, tocca capire, 2017. 17 e 4 sono 21. Siamo nel 2021, quindi 4 anni. Sì. Perché tu sei venuto nel 2017? 2017. Come sei venuto qua? In barca? In barca. Brutto viaggio barca, brutto viaggio. Sì, vero? certo. Allora a me che qua 24 anni sta cercando amicizie. Amicizie le vuoi maschili o femminili? Io cercare femminile. Femminile, e mi sembra giusto. Queste amicizie femminili che tu vai cercando, da che età devono partire? Tu hai 24 anni, quindi questa ragazza da che età deve partire? Facciamo 18 in poi? Ma di là qua io trovare 18, 19, 20. 21, però non posso per noi straniero qua di là. Sì. Nero così però. Vabbè, e appunto nasce la rubrica Cerca Amici, nasce appunto per questo, perché tu non è che stai cercando l'anima gemella per sposarti, tu stai cercando un'amica in modo tale da parlarti, conoscerti, giusto? Sì, e poi piano piano se nasce qualcosa. Ma quando io fai chiamare amica della 18, 19, non risponde nero qua. Far viaggia, via, no. Sì, no, ma non ti preoccupare, se loro ti chiamano loro. Non è che se devi essere tu che devi chiamare le telespettatrici. Sì, però. Ti chiamano loro. No, non risponde. Ah, va bene, non c'è problema. Allora ascolta Mac, come passi il tuo tempo nella giornata? Cosa fai dalla mattina alla sera? Ma per ora niente. Così, niente. Non c'è lavoro. Aspetti su. Sì, c'è convito, non posso uscire. Esatto, perché convivi con altri ragazzi pure africani, no? Sì. E vabbè, pazienza. Nel momento in cui ti chiameranno, allora ti farai qualche amica qua trapanese e eventualmente vediamo se può nascere qualcosa e ti possiamo aiutare, va bene Mac? Sì. Allora, queste telespettatrici abbiamo detto che partono dai 20 fino ad arrivare a un pezzo di 35 anni, va bene per te? Sì? Sì. Allora, queste telespettatrici come ti possono chiamare? Tramite il tuo numero telefonico? Sì. E qual è il tuo numero telefonico? 3, 4, 7, 8. Allora, 347? Sì. 47, 8. 8 37 37 16 16 05. 05. Va bene, lo mettiamo noi in sovraimpressione così naturalmente per tutte quelle che lo volessero chiamare qui al nostro amico Mac, 24 anni, africano della Nigeria, possono farlo tramite questo numero telefonico o eventualmente scrivere un messaggio SMS per via WhatsApp. Va bene Mac? Cosa mangi di solito Mac? Della pasta buono così, per ora io sono italiano, mangiare italiano, pasta così, panini, spaghetto, io farò mangio così. Esatto, Mac mi sta dicendo che praticamente da quando è che qua a Trapani mangia il mangiare trapanese, che non è che gli piace più di tanto, perché è abituato al mangiare africano, perché in Africa naturalmente mangiano in una maniera molto diversa da qui, è vero? E quindi si deve abituare piano piano a mangiare trapanese, ma comunque basta che mangia, problemi non ce n'è, l'importante è mangiare. Va bene, amiche telespettatrici, donne, per tutte quelle di voi che lo volessero contattare vi raccomando, chiamate al numero telefonico di Mac è qui e sta aspettando le nuove amiche, dico bene Mac? Sì. Perfetto, per la rubrica Cerco Amici, Alberto, un'altra cosa mi stavo dimenticando. Allora, ora io mi sposto un pochettino, tu ti abbassi la mascherina così le telespettatrici vedono che faccia hai, va bene? Vai. Bene.
Perfetto. Ripeto, amiche telespettatrici, ma anche qua è un bravo ragazzo. Vi raccomando, se avete intenzione di contattarlo personalmente, chiamate al suo numero telefonico. Questo è tutto per la rubrica Cerco Amici. Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta anche. Grazie mille a tutti italiani, della donna, dell'uomo, tutti ragazzi. Grazie mille. Mac. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Oh yeah.